Il Veneto, prima regione turistica d'Italia per presenze, oltre 72 milioni nel 2024, non è solo città d'arte, Venezia in primis, è anche natura viva, un mosaico di paesaggi unici, dal delta del Po alle Dolomiti, dalle foreste del Cansiglio fino ai colli Euganei, i Monti Lessini o le campagne lambite dal fiume Sile. Un patrimonio straordinario, racchiuso nella rete dei parchi regionali e delle riserve naturali. Dal 2021 la Regione Veneto ha lanciato la campagna di promozione Veneto Naturale, con un obiettivo chiaro: far conoscere a tutti, cittadini e turisti, la ricchezza ambientale del proprio territorio e promuovere un turismo consapevole e sostenibile. Il risultato? Sempre più persone hanno scelto di vivere un'esperienza immersiva nella natura, scoprendo che il Veneto è una destinazione ideale anche per chi cerca silenzio, aria pulita e biodiversità. Un esempio tra tutti è il Parco del Delta del Po, un'area di straordinaria ricchezza naturalistica insignita del prestigioso riconoscimento MAB UNESCO come riserva della biosfera, un modello di equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo delle comunità locali. Un paesaggio straordinario, guardate che meraviglia, abbiamo il nostro mare Adriatico alle spalle, la pineta con le dune, è un qualcosa di unico, una simbiosi perfetta che rappresenta la ricchezza degli ambienti naturalistici della nostra regione del Veneto. Il nostro territorio conta di una biodiversità davvero spiccata, abbiamo oltre 1000 specie vegetali e oltre 300 specie animali che popolano il nostro territorio, tutte specie uniche. Purtroppo in questo periodo abbiamo qualche piccolo problema perché si sta talmente bene all'interno del nostro territorio che ci sono alcune specie alloctone che vogliono rimanere, tipo il granchio blu, però insomma stiamo cercando attraverso un reinserimento e un potenziamento delle specie autoctone di combattere anche in questa maniera di combattere le specie alloctone. Il territorio è un territorio vastissimo, è un territorio visitabile e il bello è che rispettando il territorio si possono vedere le specie presenti all'interno del territorio stesso proprio allo stato naturale. I parchi del Veneto non sono solo luoghi di tutela ambientale, ma anche motori di crescita per i territori. Il turismo sostenibile rappresenta la chiave. Significa vivere questi spazi con rispetto, valorizzare il tessuto economico locale e promuovere le eccellenze tipiche. La rete dei parchi del Veneto rappresenta una meraviglia da scoprire tanto dagli europei, dagli stranieri, dagli italiani, ma anche dagli stessi veneti. Sono luoghi dove si possono praticare innumerevoli attività, dove si può godere della bellezza dei nostri paesaggi, della natura e dove si può gustare anche l'eccellenza delle nostre produzioni enogastronomiche. Aggiungiamo che nel Veneto ogni scenario è vicino alle nostre meravigliose città d'arte, che prima fra tutte Venezia, ma non solo, in pochi chilometri si può godere anche della cultura, della meraviglia, dell'arte e della monumentalità dei nostri borghi. Quindi venite in Veneto, guardate, visitate, vivete, amate i nostri parchi, perché sono un qualcosa di favoloso, di straordinario, di unico in Italia. Qui nel Delta del Po, per esempio, il parco non è solo presidio di biodiversità, ma anche strumento per valorizzare le attività ittico-turistiche, integrando la tradizione della pesca con nuove forme di accoglienza e turismo esperienziale. Noi pensiamo sempre al parco come un valore di salvaguardia e di conservazione, ma è anche un elemento di forte promozione del territorio e non dimentichiamo che l'uomo è al centro del parco e quindi le attività tradizionali, l'agricoltura, la pesca, la vallicoltura, i prodotti della nostra pesca sono una delle eccellenze che si realizzano qui proprio perché c'è un parco meraviglioso. Non devono mai andare in contrasto le attività tradizionali del nostro territorio e le attività umane con quella che è la filosofia del parco. Il parco deve essere un valore aggiunto e non un limite. Tra i modi migliori per scoprire questi luoghi c'è senza dubbio la bicicletta, ideale per collegare il Delta del Po agli altri grandi percorsi cicloturistici del Veneto. Con il PNRR il parco ha intenzione di chiudere entro il prossimo anno una pista ciclabile che andrà in connessione di 300 km per il turismo lento.